Stessa marca di smartphone, stesso giorno, stessa ora, stesso servizio meteo. Sulla spiaggia di Bibione Pineda c'era il solleone, ma i dispositivi davano in tempo reale uno temporali, l'altro prevalentemente nuvoloso. Ma sulla località balneare veneta non è caduta una goccia d'acqua. Se n'è accorto Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto, che sbotta: abbiamo diritto a previsioni serie. Chi rimane nell'ambito di 3 giorni come l'aeronautica militare è generalmente, anzi è una persona seria. Chi dà previsioni oltre il quarto giorno ha un'attendibilità del 20%. Lei si immagini il 15° giorno. Che attendibilità? Ripeto, quella di uno sciamano, di uno che lancia una moneta per aria, di uno che getta degli ossi per terra. Purtroppo molti smartphone hanno delle app preimpostate e di operatori meteo non sempre attendibili, per non dire di peggio. Il danno che fanno questi signori è calcolabile in centinaia di milioni di euro sparsi in giro per tutta la penisola, quando i fatturati loro sono sì e no di 5 milioni di euro. Intanto, fino a sabato 4, la Regione ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico nella zona costiera veneta. Le condizioni di disagio fisico tengono conto non solo della temperatura, ma anche del tasso di umidità e della qualità dell'aria. È perciò già attivo per la prima volta quest'anno il piano regionale Caldo, che coinvolge ospedali, ARPAV, protezione civile e servizi sociali regionali e degli enti locali. Le buone pratiche per sopravvivere all'ondata di caldo dei prossimi giorni sono sempre le stesse: bere almeno 1,5 litri d'acqua, fare pasti leggeri in calorie e di piccole quantità, soprattutto a base di verdure e frutta, consentito qualche gelato, meglio diminuire i caffè, vestirsi leggeri con cotone o lino e non con capi di fibre sintetiche, e per gli anziani non avere vergogna a chiedere aiuto. Da oggi in tutto il Veneto temperature superiori alla media stagionale del periodo. Le massime hanno superato, tranne che a Belluno, i 30 gradi, con il record di Verona 34 e Villa Dose, vicino a Rovigo, 33. 32 gradi a Breda di Piave, Treviso, Quinto Vicentino e Villafranca Veronese.